Maggio, 8000, ottava edizione. È l'edizione della ripartenza. Treviso in Rosa dimostra che siamo ripartiti dopo 2 anni di difficoltà. Quello che vediamo oggi a Treviso è una città, la festa delle donne che Treviso in Rosa vuole essere, che dimostra tutto il valore che c'è. E io sono molto emozionato, mi è partita la lacrima un pochettino, non lo nego, però è una gioia. Guardate intorno che cosa è. Per sostenere tutte le donne e coloro che purtroppo incontrano queste problematiche, noi come abbiamo potuto gli abbiamo dato il nostro sostegno. Siamo parte dell'Istituto Casteller di Paese, siamo 40 persone, ci siamo iscritte a questa importante iniziativa. Siamo felici di essere qui per la ripartenza, tutte unite, tutte donne. Casteller! È un senso di libertà riacquistata oggi come oggi. E poi una cosa grande perché in rosa è la festa della mamma, quindi per noi è una doppia festa. A Treviso c'è l'Everest delle corse in rosa, una montagna di passione e solidarietà che quest'anno, in una stagione ancora complicata, ha oltrepassato quota 8.000, 8.138 per la precisione, un evento che ha riannodato il filo interrotto dall'emergenza sanitaria, colorando nuovamente la città di rosa. È stata una ripartenza coi fiocchi dopo le difficoltà delle edizioni 2020 e 2021 a causa della pandemia. Per l'8ª edizione dell'evento, organizzato da Treviso Atletica e Corri Treviso in partnership con la Lilt, le partecipanti sono arrivate a correre e a camminare in centro storico da 9 regioni e 32 province. Rappresentate al via la Puglia, la Sicilia, 2 partecipanti sono persino giunte dalla Sardegna. È nato anche un gemellaggio fra Treviso in Rosa e la Corri in Rosa di Sassari. Colori, bellezza, allegria, solidarietà, sport, tutti quegli elementi che ci sono mancati in questi 2 anni. Oggi, grazie a più di 8.000 donne straordinarie, abbiamo riportato tutto questo in città. Era la cosa che ci serviva per tornare ad emozionarci. Quindi buona festa della mamma, viva le donne e viva la Treviso in Rosa e viva Treviso. Ben 86 i gruppi iscritti. Il più numeroso è stato organizzato dalla Lilt di Treviso con 276 partecipanti, poi il gruppo sportivo culturale San Martino di Lughignano con 158 partecipanti e le Rose di Monigo con 118. È stata un'emozione fortissima vedere questo fiume di donne che attraversa Treviso. È un'occasione per noi di poter parlare di prevenzione, perché è fondamentale che le donne capiscano questo messaggio che vogliamo lanciare attraverso Treviso in Rosa, e quindi è una domenica che rappresenta per Treviso un'occasione importante, perché sono poche le realtà in cui riusciamo a concretizzare un bagno di donne così numeroso. La cosa importante è quello che c'è dietro, cioè il fine ultimo di assistere un'associazione, grazie anche agli sponsor, grazie all'organizzazione, un'associazione che fa del bene a delle persone che purtroppo hanno delle difficoltà. Treviso in Rosa darà un contributo per realizzare una palestra riabilitativa all'interno della nuova sede in via Venzone a Treviso, perché riteniamo che la riabilitazione sia fondamentale perché la donna riprenda il suo ruolo nella famiglia, nel lavoro, nella società, e quindi l'attenzione a un recupero funzionale completo è una delle progetti che ci siamo posti con questa manifestazione. Novità alla voce solidarietà. Da quest'anno Treviso in Rosa ha spalancato le porte ad Avis e si dice pronta ad accogliere nuove associazioni. Solidarietà tra la LIT, tra i braccialetti e le varie cose che ci sono state, quindi noi siamo a disposizione sempre per accogliere qualsiasi associazione. Quest'anno abbiamo l'Avis, che è una nuova associazione che ci sostiene, e noi sosteniamo l'Avis. Le nostre donatrici, che sono 13.000 nella provincia di Treviso, hanno partecipato molto numerose a questa manifestazione e siamo contenti di essere qui oggi, di sostenere la manifestazione, di sostenere l'ILT e quindi di dare il nostro contributo a questa manifestazione. Qual è stato lo sforzo organizzativo? Lo sforzo è stato grandissimo, perché a parte la gestione della distribuzione dei pettorali in questi giorni dei gruppi, ma anche questa mattina
con tutti gli sponsor da seguire, le varie strutture, però è stato faticoso ma è stato bellissimo per noi. È bello vedere la risposta di Treviso, vedere così tante donne che hanno colorato la città di rosa. Purtroppo la pandemia aveva fermato questa manifestazione o comunque l'aveva un po' limitata, è bello vedere la risposta e la ripartenza. La Casa di Cura è da sempre vicina allo sport perché crede che lo sport sia salute e di conseguenza la prevenzione. Ecco, crediamo che lo sport, se praticato, possa dare benessere e di conseguenza siamo qui a sostegno della prevenzione dello sport. Al via di Treviso in rosa anche alcune campionesse dello sport come l'ex ciclista Diana Ziliute, la mezzofondista Giulia Alessandra Viola e la pattinatrice ex campionessa mondiale Erika Zanetti. Treviso in rosa è però davvero la corsa di tutte. La prendi e la gusti come vuoi. C'è chi ha corso e chi ha camminato, c'erano bambine spinte sui passeggini da mamme affaticate ma sorridenti, c'erano nonne con le unghie laccate, i cappellini colorati e l'entusiasmo delle ragazzine, c'era il ricordo di amiche che se ne sono andate. C'era chi, come Roberta, ha percorso i 7 chilometri lungo vie e piazze del centro storico, facendosi spingere sulla carrozzina dalle amiche Isabella e Laura, ma gli ultimi metri ha voluto a tutti i costi farli sulle proprie gambe. Abbiamo lavorato una decina di giorni per fare i pacchi per i gruppi, poi la distribuzione delle magliette ieri e oggi il ristoro che siamo proprio qui nel punto ristoro, come potete vedere, dove dopo una fatica di questo tipo non possiamo fare a meno di dare a loro tutto quello che si meritano. C'erano Leo e Gianluca, i DJ di Radio Company, un concentrato di ritmo e simpatia che dopo la corsa hanno trasformato le mura in una discoteca a cielo aperto, mentre Michele con la sua musica ha animato il punto ristoro in Borgo Cavour. E c'erano le spettacolari Chiara ed Elena che hanno trascorso la mattinata sui trampoli. Sono state loro le più fotografate. Treviso in rosa è così, appartiene a tutti coloro che la amano.